L'allarme degli avvocati penalisti veneti contro la riforma della giustizia che porterebbe come ipotesi alla cancellazione della prescrizione, così avvertono i processi non finiranno più anche per le vittime. Parla la proprietaria dell'abitazione svaligiata a Noventa Padovana che ha postato su Facebook il video e i fotogrammi del ladro in azione, l'ho fatto, racconta per rabbia. Almeno 20 colpi tra furti e rapine commessi in numerose province del Veneto. I carabinieri di Bassano bloccano 2 banditi seriali. La città di Venezia, il referendum fallito al centro del durissimo intervento di Adriano Celentano nella trasmissione Adrian. Il molleggiato si scaglia contro gli ultimi 4 sindaci della città, ma anche con i veneziani. Oggi il recupero delle edicole delle Zattere, affondata la notte dell'acqua alta record a Venezia, sommozzatori in azione diverse ore per le difficili operazioni sul fondale. Piano per la viabilità a Bellunese in vista dei mondiali di sci a Cortina nel 2021. Il presidente di ANAS fa il punto sui lavori che assicura saranno ultimati in tempo, investimenti per 270 milioni. Un disegno e 5 euro per i bambini dell'Albania colpiti dal terremoto. La lettera di una bimba di Agordo recapitata al presidente della provincia di Belluno è indirizzata alla protezione civile. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque la giustizia in primo piano, meglio la riforma della giustizia, una riforma della giustizia di cui si sta dibattendo a Roma e che provoca tensioni fortissime all'interno del maggioranza di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, e intanto dai avvocati penalisti veneti, trevigiani in particolare, quelli che si sono ritrovati oggi per fare il punto della situazione in collegamento con i loro colleghi a Roma, da loro arriva l'allarme proprio sul concetto base di questa riforma, cioè la cancellazione della prescrizione. Come va lì a Roma? Continua la nostra maratona oratoria, chissà che si cancelli questa riforma sciagurata. L'avvocato Federico Vianelli al telefono con i colleghi penalisti in piazza Cavour davanti alla Corte di Cassazione a Roma, mentre si alternano con la maratona oratoria. L'arte dell'eloquenza dalle aule dei tribunali si esibisce ora di fronte al palazzaccio contro la riforma della prescrizione e sui danni che la modifica potrà creare entrando in vigore dal prossimo gennaio. Avvocati sul piede di guerra che dal 2 dicembre ad oggi hanno inoltre deciso di astenersi anche dalle udienze in tribunale. Contrari alla riforma, sostengono, perché la prescrizione in Italia è uno strumento necessario proprio per difendere gli imputati dall'eccessiva lunghezza dei processi e delle indagini. La prescrizione, che è un istituto di civiltà che risale prima ancora del tempo dei Romani, assicura una certezza del diritto, una certezza dei tempi del processo. Una persona non può rimanere in balia dello Stato, della pretesa punitiva dello Stato per tutta la vita. Mette, salvo per i fatti più gravi naturalmente, mette uno stop. Senza questo stop non ci sarà più nessuna propulsione, nessuna spinta propulsiva, nessuno stimolo ad arrivare ad assicurare giustizia in tempi ragionevolmente brevi. L'obiezione più forte è che la prescrizione verrebbe annullata anche per gli imputati che venissero assolti in primo grado, mettendoli a rischio poi di attendere anni prima di un giudizio definitivo senza poter neanche contare sulla prescrizione. Per gli avvocati si rischia in questo modo un processo senza fine, dove a rimetterci saranno non solo gli imputati ma anche le persone offese, i danneggiati, tutti i protagonisti del processo del quale si saprà forse l'inizio ma non la fine. Cambierà molto e in peggio. Il processo penale in sé rappresenta una pena e il cittadino che si trova sottoposto alle tenaglie del processo penale si troverà sottoposto a una pena sine die a questo punto, cioè senza termine. E quindi chi ha subito un torto, chi ha subito un danno, non avrà una pronuncia a suo favore. Chi ha subito chi chiede un risarcimento del danno non lo conseguirà effettivamente. Giustizia è strettamente legata alla questione della sicurezza e l'allarme furti in particolare. Oggi si registrano le parole della titolare, della proprietaria dell'abitazione di Noventa Padovana, che ha postato su Facebook il video del ladro che svaligiava la sua abitazione, una razzia molto pesante per la donna, e appunto per rabbia, ci racconta i nostri microfoni, ha fatto questo gesto. E hanno portato via tanto, perché io avevo tutto lì a portata di mano, perché mi sentivo anche sicura con l'allarme,
l'ho sempre fatto e non mi sono mai preoccupata di nascondere qualcosa, avevo tutto a portata di mano e hanno portato via 30 anni di ricordi, di sacrifici. Il ladro ha agito indisturbato nonostante l'allarme, il bottino si aggira intorno a 60.000 euro. Quello che però non sapeva era di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza della villa e che la proprietaria, Sandra Giolo, ex consigliera comunale di Noventa Padovana, decidesse poi di pubblicare quelle immagini sui social network. Eccolo il ladro solitario in azione, è entrato dal cancello, ha forzato la porta e poi una volta dentro l'ha richiusa. Quando l'allarme della villa è iniziato a suonare, un vicino è andato a controllare, ma vedendo il portone chiuso non si è insospettito. A scoprire il furto è stato il marito dell'ex consigliera comunale. Il ladro ha rubato un Rolex, anelli, collane e bracciali di pregio. Ricordi di una vita, ha spiegato la Giolo, che poi scrivendo su Facebook dice: eccolo, il ladro è entrato in casa mia, tutti devono vederlo, chi lo riconoscesse avvisi i carabinieri. 10 minuti, non ci è voluto molto di più. 10 minuti, perché tra l'altro mio cognato che abita lì vicino è riuscito anche a fare il giro della casa perimetrale per fuori, voleva vedere se c'era qualcosa di anomalo, se c'era una porta aperta, e invece era tutto chiuso e la rabbia è tanta rabbia. Tanta da mettere poi la loro foto, di far vedere alla gente chi sono. Esattamente, è stato una cosa che mi è venuta d'impulso, senza tanto pensarci. Ho detto mettiamo il video, divulghiamo, perché sta persona deve essere beccata da qualche parte, e anche per dare una mano alle forze dell'ordine. Forze dell'ordine come ad esempio a Bassano, i carabinieri che con una operazione di indagine riescono a bloccare 2 banditi seriali. Una moto, molti caschi e almeno 20 razzie nelle case e nei negozi di mezzo Veneto. Ma Douglas Gabrieli e Paolo Massaroni hanno messo a segno il loro ultimo colpo. È proprio questo il nome della brillante operazione condotta dai carabinieri di Bassano del Grappa e coordinata dal PM Alessandra Bloch della Procura di Vicenza, che ha permesso di arrestare i 2 italiani di origini sinti residenti nel Vicentino. È durata circa 3 mesi, anzi 4 mesi, dove sono stati 2 persone italiane ma di origini sinte, sono state riconosciute come autori e autrici di circa 20 colpi tra furti e rapine, furti in abitazione e in esercizi commerciali da agosto ad oggi. Massaroni e Gabrieli sono ritenuti responsabili di una ventina di incursioni nelle province di Vicenza, Treviso, Venezia e Padova, dove si spostavano con una motocicletta Honda di grossa cilindrata. Modus operandi consolidato, direi. Gabrieli rimaneva alla guida della motocicletta, mentre il Massaroni scendeva, colpiva e poi raggiungeva velocemente il compagno per poi darsela a gambe. I 2 arrivavano a fare anche 3 o 4 furti di fila, spostandosi rapidamente da un negozio a un'abitazione senza soluzione di continuità. Preferivano agire attorno a mezzogiorno e nel corso degli ultimi mesi hanno messo assieme un bottino considerevole. Eccoli in azione mentre forzano la porta di un'attività commerciale con poche e decise mosse. Alla fine sono stati incastrati dai filmati di sorveglianza di molte telecamere, da testimonianze e dalle attività investigative. E adesso torniamo a parlare di Venezia, una Venezia che torna, diciamo, nel monologo, ci è capitata più volte nel corso degli anni, di Adriano Celentano, nella sua ultima trasmissione. Adrian si è scagliato in modo anche molto forte contro gli ultimi 4 sindaci di Venezia, in particolar modo Brugnaro e Cacciari. Il tema è quello del referendum fallito per la separazione tra Venezia e Mestre. Sentiamo. Il sindaco di Venezia, Brugnaro, in compagnia di Massimo Cacciari ed entrambi i suoi successori, sono stati i veri promotori della svendita di Venezia. Un intervento pesante destinato a suscitare un vespaio di polemiche, quello di Celentano durante l'ultima puntata di Adrian su Canale 5. Se il referendum per la separazione di Venezia e Mestre è fallito, è colpa di Cacciari e Brugnaro e dei 2 successori, Paolo Costa e Giorgio Orsoni, dice il molleggiato, evocandoli senza nominarli direttamente. Ma non solo. Ma la colpa maggiore, secondo me, non è tanto di Cacciari, Brugnaro e gli altri, ma secondo me è dei veneziani. Come fate a non accorgervi della trappola in cui state cadendo? Venezia oggi è in vendita
i palazzi, le isole, i monumenti artistici. E fra un po', cari veneziani, venderanno anche voi se non tenete gli occhi aperti. Venezia è una delle 7 meraviglie del mondo, esposta peraltro come nessun'altra alle sfide del cambiamento climatico. Potrebbe essere la sede ideale di un'agenzia internazionale per l'ambiente. E invece, per colpa di quel voto mancato di voi veneziani, Venezia rischia di sprofondare sotto i piedi di 32 milioni di turisti ogni anno. Celentano conclude dicendosi convinto che dopo questo quinto referendum fallito ce ne sarà un altro e la città lagunare si staccherà definitivamente dalla terraferma. Io credo che la prossima volta Venezia avrà un comune suo, indipendente e non suddiviso in 6 paesi. Intanto Venezia fa i conti ancora con le conseguenze dell'acqua alta record a 187 centimetri, l'acqua grande. Una delle conseguenze, lo ricorderete, l'affondamento della storica edicola delle Zattere, che è stata recuperata oggi. C'è voluta quasi un'intera giornata di lavoro per riportare in superficie la storica edicola delle Zattere, diventata il simbolo dell'Apocalisse di Venezia. Inghiottita dalle onde e adagiata sul fondo del canale della Giudecca, è stata prima individuata, poi recuperata dal nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco, accanto a Capitaneria di Porto e operatori comunali. Alle 8:30 il via alle operazioni. Sono 2 sommozzatori impegnati nella fase iniziale di imbragatura. Per consentirne il lavoro l'area diventa off limits. Alle 10:30 il primo tentativo di tirarla fuori dall'acqua proprio di fronte alla chiesa dei Gesuati. Residenti, curiosi e lo stesso Walter Mutti, proprietario dell'edicola, sono trepidanti, ma qualcosa non va per il verso giusto. L'edicola viene così immersa nuovamente in acqua su di un fianco. L'obiettivo dei pompieri è quella di recuperarla senza provocare troppi danni. Ogni azione è calcolata e minuziosa. In ogni movimento c'è il rispetto per un'edicola diventata suo malgrado famosa. Parte una seconda fase di stabilizzazione, arriva anche un secondo vericello. All'una c'è una pausa tecnica per consentire agli operatori di riposarsi per qualche minuto. I sommozzatori entrano ancora in azione posizionando altri imbraghi. Alle 14:45 l'edicola viene estratta e non manca un applauso liberatorio. Tra gli stessi Vigili del Fuoco c'è soddisfazione, come conferma il comandante Alessandro Scarpa. Dopo gli eventi che ci sono stati è sicuramente anche per noi importante tirarla su intera e restituire al proprietario. Proprietario che non ha mai perso di vista nemmeno per un secondo la sua edicola. È importante che la tirino su innanzitutto, poi valuteremo un po' con una perizia lo stato del manufatto, ecco. L'importante è che lo tirino su. Un momento di ripartenza non solo per Mutti, ma per l'intera città. Per tutta Venezia, che dobbiamo rialzarci, dobbiamo andare avanti. Avete visto molti veneziani che hanno assistito all'operazione di recupero, e tra di loro c'era anche il padre di Walter Mutti, Giancarlo, che si è invece sfogato ai nostri microfoni. Sentite. Nel 66 l'edicola è sparita, l'edicola era fissa, non ci hanno permesso di fissarla più. Di chi è la colpa? Delle autorità competenti di Venezia. Anzi, chiederò anche un incontro col sindaco. Giancarlo Mutti è il padre di Walter, l'edicolante delle Zattere. Per tutta la mattina è stato accanto al figlio che ha preso in mano l'attività. Quell'edicola l'ha gestita per una vita e che la situazione fosse precaria lo aveva già denunciato, visto che non gli è mai stato permesso di fissarla al suolo, ma ora è il momento della conta dei danni. Abbiamo un macello, basta. Manca il tetto, la pavimentazione non esiste più, pareti che baracolano qua e vediamo cosa verrà a costare. Ma accanto alla famiglia Mutti c'erano tanti veneziani che al recupero dell'edicola delle Zattere hanno attribuito un significato profondo. Per me è un simbolo del disastro, uno dei simboli del disastro che è successa quella serata. Io l'ho vissuta in prima persona e avevo paura, veramente avevo paura. Ci sono stati quei 20 minuti veramente coinvolgenti. Speriamo che non succeda più. Questa è una dimostrazione che insomma qualcosa si è mosso e stanno facendo
qualcosa. E c'è anche chi mette in fila le criticità di una città unica quanto fragile. I problemi fondamentali sono 6, te li dico già, che li so tutti. Uno è il Mose, il secondo è l'acqua alta, il terzo il turismo ignorante, il quarto il moto ondoso, il quinto il ripopolamento della città e il sesto il moto ondoso. Questi sono i nostri problemi principali. Siamo sempre in attesa del Mose perché qua a Venezia in queste condizioni ritorna un'altra volta e siamo replica. Così è. Da una polemica all'altra, ma una polemica che riguarda la montagna e Roma. In mezzo c'è Palazzo Balbi, la regione, la nota molto forte del presidente della regione Veneto di poche ore fa, del governatore Luca Zaia, che dice: ho appreso da alcuni sindaci del Comelico l'avvenuta notifica del decreto del ministro Franceschini che impone il vincolo dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei. Si tratta di un mero elenco di prescrizioni e limitazioni stilato senza la benché minima conoscenza delle peculiarità del territorio montano, contro il quale ricorreremo in ogni sede opportuna. L'opposizione dunque della Regione a un decreto di vincoli assai poco ragionati, emesso tra l'altro respingendo con una certa arroganza l'appello da me formalizzato al ministro Franceschini per ridiscutere e approfondire l'intera questione. Questo è dunque lo scontro tra la montagna, la Regione e Roma sul vincolo per la Val Comelico. L'assessore regionale Bottaccin parla di tentativo di uccidere addirittura la Val Comelico, una rivolta che in queste ore sta prendendo piede in montagna. La montagna che intanto deve fare anche i conti con l'ammodernamento e la messa in sicurezza della viabilità in vista dei mondiali di sci di Cortina 2021. Oggi il punto dei lavori con il presidente di ANAS. Da Cortina a Belluno proseguono le attività di adeguamento e messa in sicurezza previste nel piano straordinario della viabilità per la Perla delle Dolomiti in vista dei mondiali di sci del 2021, opere propedeutiche alle Olimpiadi del 2026. Claudio Andrea Gemme, presidente di ANAS e commissario di governo per l'attuazione del piano, ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto sull'avanzamento dei lavori. In particolare, dei 37 interventi sulla statale 51 d'Alemagna, 16 sono stati ultimati, 14 sono in corso, 4 di prossimo avvio e 3 con progetto esecutivo in corso di approvazione. Da rilevare che tutte queste opere saranno supportate da un alto livello tecnologico, quindi ciò che stiamo facendo in realtà è rendere queste strade più sicure, con una manutenzione più attenta, con investimenti veramente importanti, perché l'investimento complessivo si tratta di 270 milioni di euro in quest'area. Circa la tempistica, il presidente di ANAS rassicura sull'ultimazione dei lavori per i mondiali del 2021. Ci sono alcune varianti che dicevo prima ancora, ad esempio Longarone è una, ma alcune di Cortina, che sono in fase di approvazione, che è uno dei grandi temi che noi stiamo sollevando col Ministero dell'Ambiente, perché è evidente che i vincoli di tipo ambientale e non tecnologico sono importanti, ma sono altrettanto pesanti sui tempi. Però noi riteniamo su queste opere di arrivare in tempo per i mondiali di sci. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto, parliamo di lavoro, adesso ci spostiamo nel Padovano per parlare dell'avvertenza Maus di Campodarsego e una mattinata ad alta tensione. Fermo ai cancelli della Maus, gli operai in sciopero da 2 settimane a sorvegliare che da lì questo camion non passi. Dovrebbe imballare un macchinario da spedire negli Stati Uniti, spiegano, ma il loro futuro è a rischio e quindi niente entra, niente esce. È palpabile la tensione all'interno del piazzale dell'azienda meccanica di Campodarsego, specializzata nella produzione di grandi macchine utensili. 2 anni fa il concordato, da allora un susseguirsi di professionisti a guidare l'azienda. Da 2 mesi l'amministratore delegato Roberto Clamar. È sua la firma sulla richiesta di mobilità per 14 persone. Mi lascia dire una roba? No, scusi, perché no la cassa integrazione? Gli amministratori delegati degli ultimi 2 anni hanno distrutto l'azienda e oggi l'amministratore delegato chiede il conto ai lavoratori presentando una procedura di licenziamento collettivo. I numeri parlano chiaro.
ma questo non vuol dire che non si può seguirla in una certa maniera e noi intendiamo che non si può lasciare per la strada 14 persone. Ma perché non avete fatto un piano diverso invece di fare 15 licenziamenti? Discutevate. Perché non avete parlato con il sindacato? Diciamo ragazzi, abbiamo questi problemi qua. Io ho chiesto di parlare apertamente delle cose. Mi è stato chiesto che mi è stato detto che non si parla finché non ritiro la procedura di mobilità. Io non ritiro la procedura di mobilità, è la mia scelta e la difendo. Sul piazzale dell'azienda arrivano anche il sindaco Mirko Patrona, accompagnato da 2 assessori del comune di Campodarsego. Una trattativa che in questo momento non vede alcuno spiraglio. Tutto rimandato all'appuntamento di lunedì a Venezia, a una manciata di giorni da quello che si profila un Natale amaro. Torniamo in montagna adesso, ma è un messaggio che dalla montagna va verso l'Albania, verso le popolazioni terremotate dell'Albania, ed è il messaggio di una bambina. Ha sentito del terremoto in Albania dal telegiornale, ha pensato ad altri bambini come lei, spaventati e infreddoliti. Dalla paura, si è detta, non avranno neanche fatto colazione. E allora ha preso carta e penna e ha scritto una letterina alla Protezione Civile di Belluno perché faccia arrivare ai suoi coetanei un disegno e 5 euro, quelli per fare colazione domani. A firmare la dolcissima missiva, finita sulla scrivania del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, la piccola Emily, bimba di Agordo, territorio reduce da un'altra grande paura, la tempesta Vaia. Mia mamma, che stava bevendo il caffè, mi ha spiegato che in Albania c'è stato un fortissimo terremoto, scrive Emily. Io ho pensato a tutti quei bambini che dormivano nei loro lettini caldi vicini a mamma e papà o con i fratellini. Si saranno spaventati tantissimo. Io non so l'albanese, ma vorrei dire a quei bambini che voglio essere la loro amica del cuore. Non so come fare, ma vorrei che voi della Protezione Civile mi aiutaste a consegnare ai bambini dell'Albania il mio disegno, così possono vedere che io ho pensato a loro e che mi dispiace tanto per quello che è successo. Spero che possano essere di nuovo tranquilli e felici con le loro famiglie. Ciao bambini albanesi, vi mando anche 5 euro, così potete fare colazione domani mattina. Profondamente toccato da quella letterina, lo stesso Padrin, la solidarietà dei bellunesi è sempre enorme e commovente, dice. Emily merita un grazie e i volontari si stanno ora adoperando per incontrarla. Una vicenda davvero natalizia, come natalizia la nostra rubrica, il tuo presepe, come ogni anno è tornata. Allora vedete in sovraimpressione le modalità per contattarci, per segnalarci la vostra natività, l'indirizzo mail, il numero di telefono per lasciare un vostro recapito, per lasciare appunto un vostro messaggio, oppure sms o WhatsApp. Alcune informazioni perché ci manda i video del proprio presepe. Se usate uno smartphone effettuate le riprese tenendo il telefono in orizzontale. Se inviate la segnalazione via mail, fornite una breve descrizione del presepio, inserite anche i vostri dati e l'indirizzo e il numero di telefono, perché così noi potremo poi venire da voi direttamente a riprendere la vostra natività. 20:10 questa sera, dopo il telegiornale di Treviso come sempre, avremo ospiti con noi Giovanni Zorzi del Partito Democratico e Riccardo Barbisan della Lega. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al Meteo. Weekend dell'Immacolata con il tempo che si mantiene stabile sul nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio di sabato 7 dicembre. Sul Veneto cielo a tratti parzialmente nuvoloso con spazi di sereno più ampi sulle Dolomiti e anche altrove da metà giornata. Sarà probabile però la presenza di nubi basse e anche di qualche nebbia durante le ore più fredde sulle zone pianeggianti ed occasionalmente anche nelle valli prealpine. Temperature minime tra -3 e 4 gradi, massime comprese invece tra 6 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole ovunque, salvo per innocui addensamenti sulle aree costiere. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra i 10 e gli 11 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà infatti anche qui ampiamente soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero o massime sugli 8-9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.